Vi giuro, destini forti, fortissimi. Allora io vi spiego una cosa, prima di tutto vi iscrivete al canale perché apprezzate il video nello studio senza l'editing perché la TV Verità. Iscrivete al canale e lasciate, credo 2000 like, 1000 like a testa per Gilmour e per McTominay. Questa volta io chiedo scusa. Ho provato a guardarla in America. UEFA.tv, fatti il VPN, me lo farò, prometto. Però dovevo organizzare che abbiamo organizzato il Fantacalcio. Signori, hanno segnato tutti e due. Scozia-Polonia, non si sta capendo niente. In questo momento stanno continuando a giocare. E quello che vi posso dire è che Gilmour ha segnato in mischia, nel senso tiro al volo, uno che vince una seconda palla, diciamo un simil Lukaku, gli fa l'appoggio e Gilmour segna il tiro, sai, proprio i gol che subiamo noi sempre. E ha segnato Billy Gilmour, un McTominay invece molto mobile, quel poco che ho visto. Poi volevo vederlo proprio, che a un certo punto guardavo Zielinski e mi veniva un po' di malinconia, ma noi dobbiamo guardare avanti. E McTominay, il primo gol dove lui inserimento di testa su calcio piazzato, la tocca con la mano, eccetera, eccetera. Ma adesso ha segnato, tap in. Tap in. Sono forti. Sono di una categoria superiore rispetto a tutti i loro compagni. Quindi non è che mo la Scozia... E non ci interessa... Siamo un po' tutti scozzesi adesso, sto vedendo. D'altra parte è anche nel destino che la Scozia, vi ricordate come erano maradoniani per tutto il discorso dell'anti-Inghilterra, eccetera, eccetera. Delle volte i destini forti sono questi qua. Che acquisti, che bellezza. Molto molto bene. E quindi segnano, fanno... Attenzione alle caratteristiche, perché io in questo momento vi racconto proprio quello che dice la community. Gli abbonati se la stanno guardando, stanno parlando tra di loro. Io mentre facevo tutte le cose del fantacalcio, eccetera, eccetera, perché devo organizzarmi, leggevo le cose e io mi fido perché la mia community è di un altro livello. Se gli abbonati mi dicono guarda che Gilmour può giocare anche con lo ed è una cosa che ha detto anche Paolo Del Genio. Io voglio pochi punti di riferimento so e quindi che poi c'è qualcuno pure che mi dice ma tu stai diventando troppo che te la prendi con quelli. No, io c'ho anche voglio dare merito a chi invece mi è sempre piaciuto come fa il mestiere e Paolo è uno di questi. E Paolo ha cominciato già a dirlo che Gilmour c'è un problema di statura, ovviamente, che non puoi ovviare, però metti Lobotka e Gilmour insieme come caratteri, probabilmente, perché un amico bellino mi ha detto guarda che Gilmour sembra più Allan per come gioca con la Scozia, anche di recupero. Noi abbiamo detto, rispetto alle caratteristiche, rispetto a quello che ci dicono le statistiche, Lobotka ha più recupero palla. Gilmour ha più finalizzazione, va più in avanti, però sono quasi compatibili. In questo momento sta giocando pure Lobotka, ma noi stiamo tutti scozzesi, siamo tutti con il kilt, non ve lo faccio vedere, ma abbiamo il kilt. Quindi Gilmour se cresce un pochino, Frank, chissà, sentimi a me. Bisogna darsi una sveglia. I ragazzi ti faranno svegliare. È una cosa che ci siamo detti l'anno scorso, no? Caiuste, video mio, mi sbilancio Caiuste e il vice Anghissà, che poi non era sbilanciarsi, ma le caratteristiche dovevano essere del dinamismo, del fatto di rompere, eccetera, eccetera. Non lo è mai stato. D'altra parte Caiuste si presentò dicendo ma a me il minutaggio, voglio dare una mano, non mi interessa. Un po' di voglia di vincere, un po' di voglia di vivere. Niente. Caiuste venne con quel punta di piedi, dice vabbè ma se gioco. Caiuste, Panchinaro è entrato oggi. Anghissà, Frank, Zambo, questi due sono terribili, sembrano terribili e ci divertiamo. Fai attenzione, il posto non è più al sicuro, bisogna lavorare in allenamento e per quanto riguarda McTominay è uno di quei registi offensivi, se è vero come è vero che questa Scozia è schierata un po'
4-2-3-1, poi va vista bene, permettete che l'analisi tattica la faccio per il Napoli, però interessa per sapere le caratteristiche. McTominay, diciamo, è quel centrocampista avanzato sotto la punta, un trequartista, e lo cercano tanto, va a finalizzazione, chiude l'azione con un tapin riempendo l'aria. A chissà, stai attento, Politano, stai attento, Neres, beh Neres, pupillo oramai, sono innamoratissimo di Neres. Attenzione Politano ha detto che Neres è bene avere due giocatori dello stesso livello suo. La nostra speranza è che sia anche superiore, perché crescere è l'unica cosa che conta. Amici bellini, vedete come entra il sole, è il capitano. Beh. Di conseguenza, ecco qua, mi arrivano le notifiche di tutti quelli così. Non ci interessa come finisce la partita con la Scozia, ci interessa esultare, ci interessa essere contenti dello sforzo fatto sul mercato. Domani è il ventennale del Napoli di ADL, del suo arrivo a Napoli, così mi hanno chiesto ma lo fai un video? Può essere che lo faccio, così chiariamo ancora una volta quello che è il mio pensiero, perché io mi rendo conto, a qualcuno risponde, sono stato anche un po' sarcastico, sei poco attento perché mi accusano, no? Non dai mai valore, merito ad ADL, perché non hai chiesto scusa, perché hai detto che con Conte si faceva meno mercato, e ho detto non sei stato attento, perché non ho detto proprio così, ma mi rendo anche conto che uno non è che si può vedere tutti i video che sono lunghi 15 minuti e stare attenti e guardare tutte le cose, è impossibile. Quindi chiedo scusa io quando non arrivo chiaro, e anche quando alle volte devo ripetere certi concetti che mi sono cari per far capire come la penso. Domani vediamo se esce pure un video su ADL, così facciamo chiarezza su tutto quello che è. Perché io non sopporto i tutt'apposter, ma non posso essere tacciato di essere una 16. Non posso, non ho mai utilizzato quel linguaggio, non ho mai chiesto perché vendi e va. Non l'ho mai fatto, quindi non mi si può accusare di questo. Mi si può accusare di stare in mezzo, mi accusano a turno sia i tutt'apposter, sia quelli là che va tutto un giaccio, proprio un mostro, così va benissimo, sei il migliore, sia quelli là che invece sono più violenti nel volerlo cacciare, perché alle volte io sottolineo le cose buone che ha fatto il Napoli. E ADL, e Manna, e facciamo tutti i nomi, e Giuntoli all'epoca, e Spalletti, adesso Conte. Quindi bene, gli scozzesi, molto, molto bene. Finalmente una pausa nazionale che ci regala qualche gioia, qualcosa di cui parlare, approfondiremo perché McTominay avrebbe più senso dietro la punta, dobbiamo approfondire. Da New York, Valerio Fuido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, e un like lo sapete che potremmo arrivare pure a 3000, perché Foloruscio ha postato una foto con l'allenamento che come se fosse integrato. Signori, è un jolly importante, se abbiamo risolto queste cose scabrose, scalabre, meglio così.